chiale cavigli, trossus di pasche casson, con chiartis di mil colors. Non è un compagno di che l'altri. Mi vendi ridi, non sai proprio qual sielgi. No, vigli, a ti nue. Tu sai che non tu puoi in nessuna maniera mangiare cioccolate. A ti fa smalò. Oh, chiale che là, alle proprio biel. Ieri vade la giornata, pasarin un'eridade, con bravura io tal dis, la mia dun parinti amis, tutti insieme in te chiasutte, ascoltarin une storiute, conti giux e mustidi, ogni dì si fa così, tut lui miel do gran furlan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan lontan, sta ferchiati alla mamma, tut lui miel do gran furlan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan lontan, sta ferchiati alla mamma e non sta là lontan lontan, sta ferchiati alla mamma. Hola, sono proprio contenta da l'uf qua e chiolt. Ci pensi sto vigli? No, vigli. La sorpresa si leviò dome quando si vierge l'uf. No, come? Oh, un'email. Vi din qui che non scrive. Mandi Daria. C'è bia l'uf che tu hai comprato. C'è mai ise la usanza di viergi l'uf di Pasche? Mamma? Erika. Mandi Erika. C'è bia le domande che tu mi hai fatto. Ti spieghi subito perché l'uf è un dai simboli de Pasche. Io so pensi a un uf o pensi a un nid, sunt un arbol plen di us. E la mamma è uccellut che spiete di cognossi i suoi piccinins. L'uf, di fat, a lei e al rappresente la nascite e la vita. Pensai anche alle primavere, quando che tutta il tacca sflorì e la natura si sveglia dall'invier. Anche gli uccellut s'attacchino a fare il nid per i loro usi. Insomma, tutto al tacca a vivi. Proprio perché da l'uf arriva sempre una nuova vita, l'uf è il simbolo de Pasche, o ben la ricorrenza delle rinascite di Gesù, che torna a vivi, parlata al cielo. Pensai che i popoli di una volta regalavano proprio us di ghialine per augurare buone fortune e tante felicità. E poi mettevano a boli dentro de aghe con verduris, fueis, per rindi ubiei e colorati. Penso mai fatto che schius con la vostra mamma e con i vostri papà? Poi dopo, col passato al tempo, la decorazione da us è diventata sempre più preziosa e gli us io facevo con la porcellana, con l'aur, con la rind. C'è maravè, E poi si arriva all'uf di cioccolate, una maniera dolce, anzi un evore dolce per gli oldi dall'uf. Volevo farmi domande su altri argomenti con tante curiosità? O volevo fare una dedica? Mandai a Maman, Caiut Sportel Furlan, Pont e U. Oppure mandai un WhatsApp a 3 7 1 4 7 2 9 0 2 2. O le avrai tutto in trasmissione. Fasin un gioco. Troppi sghialini sono da queste immagini. Provai a contarli in 10 secondi. Pronti? Via!
Da questa immagine sono 4 ghialinis. E come provate a contare i cuninus? Pronti? Via! I cuninus sono 4. Vi contato bene? Bravs! E gli uvi color celeste? Troppo sono. I uvi color celeste sono 6. Vi indovinato? Bravo nons. 1, 2, 3. La fortuna è con me. 4, 5, 6. Arriveranno i miei amici. 7, 8, 9. Sale biel. Oh, se al pluf. Din, don, dan. Usal dis fruts par furlan. O giuarin in kes mes. Culis lenghis e cul ingles. Mandi frus. Fue a venir a chiatarmi i miei amici Max e Leo, i figli de mia amica americana Giulia. Chissà se mi insegneranno anche voi qualche parole nuove per inglese. Mandi Daria! Mandi frus, ben rivas! Come stai? Ben, uè, per noi è la miglior giornata di tutto l'anno. Guarda, boh, ma non è mica Nadal. Voi attacchi le stagioni di pesche e tu vengi a fare fishing con noi. Oh, sì, ma non hai mai peschiati, oh? E c'è di portarmi da ur? Intanto diventerà una canna di pesche, in English rod. Poi dopo una barrette, in English hat. E i stivali, in English boots. Però, o sei pronte? Pronto? Let's go fishing. Anina pes. Frus, sono 3 ore così in ca. Anche un pes. Spiete un lam, chiale le tocchiane. Accade da ora tirare il tuo fil. Leo? Max? Oh, che succede? Tu has di tirarlo su. E c'è un'ombrella e io un ombrene. It's a pair of socks. Alle un par di calcius. It's a compass. E io une bussole. It's a teddy bear. Alle un orsut. It's a pair of scissors. Sono un par di fuarpis. Fonde! Occhio pindut! Furche pes! Spieta un lam, chiale la tocchiane, Daria. Dai, fai anche monne prove. Io fui. Sì! Io! Sapete c'è che farai come? Lo porti a casa e lo mostrerai a Vigli. Diventeranno dal sicuro amici. Forse. Va bene, grazie ai nostri amici peschiadores, Max e Leo.
Maman. Uè o l'invie? Lì di Martina in fattorie. Met une barette e chiol une borsette. Come frusse e tache, tante musiche con sacche e buracche. Mandi frus, mandi a tutti le bande di Martina e benvenuti a Sacche Buracche. Voi o soi a mettere a posto la chiasute dalle mie besteuttis, così a poter dormire anche al dut. E a proposito di dormire, hai voi di contare su une filaine di une frutte che non arriva proprio a dormire. E a scommencia con strindulaile. Vi dico come la nostra mia Nicole, c'è molto cacchiante queste filaine. Clamille, Nicole! Nicole! Mandi frus, come os fa sentire une filaine che me nonne mi chiantave quando eri picciole per farmi indormidì. Strindulaile, strindulaile che bambinutte, strindulaile, strindulaile che bambinutte, strindulaile, strindulaile che bambinutte, che si torni a indormidi. Ale il pulci che la tormente, ale il pulci che la tormente, ale il pulci che la tormente, non la lascia mai dormire. Strindulaile, strindulaile che bambinutte, strindulaile, strindulaile che bambinutte, strindulaile, strindulaile che bambinutte, che si torni a indormidi. Ale il pulci che la tormente, ale il pulci che la tormente, ale il pulci che la tormente, non le lascia mai dormire. Mandi frus. Nicole, proprio brave. E come vorrei proprio voi di ascoltare queste filaine col DJ Tubet che fa il suo rap. Dai, clamillo. DJ Tubet! DJ Tubet! Ho seccato dal bosco, anzi, dai crez, faceva DJ Tubet, non lo ferma neanche il cret. Finit, poi non va chiantose. Strindulaile, che bambinute, che si torni a indormidi. Strindulaile, che bambinute, che si torni a indormidi. Ale il pulci che le tormente, non le lascia mai dormire. Ale il pulci che le tormente, non le lascia mai dormire. Ale il pulci che le tormente, non le lascia mai dormire. Ale il pulci che le tormente, non le lascia mai dormire. Strindulaile, che bambinute, che si torni a indormidi. Strindulaile, che bambinute, che si torni a indormidi. Strindulaile, che bambinute, che si torni a indormidi. Proprio biele. Beso vi ho detto, frus,
E viso vedut c'è molta salte di Tubet come un ciuppet. Ben frus, anche per voi sacche buracche è finite. Si vede alle prossime puntate. Une bussadone de bande di Martina. Mandi! Fruits, come altacche ghiti. Se soprons per divertirsi con i fumetti e le storie di stelle, volp, cocal, ors, ghiti, aquile e ruie. Con mamma e papà o podes là sul sito di Lengal www.giti.it. Uspiete un mondo fatto di cartoni animati, videos, giochi interattivi e letture. Sbilfs. Di qualche dì ho lasci il latte fuori dal balcone per i sbilf che vengono a chiatarmi di notte. E funziona? I sbilf sono invisibili, dunque o sono stati loro. Oh? Mascarassi. Horst, voi mi dite che tu sei diventato bravo non a mascherati. Sì, ormai io sono un maestro a mascherarmi. Dunque, tu arrivi saplatati dappertutto. Proprio così, mi muovo din e nessuno non arriva a vedermi. E perché hai tu deciso di impegnarti a diventare tan bravo? Per le prossime missioni, operazione Roba la Mil. Figli, non tu voleras mica dirmi che tu hai mangiato tutte le cioccolate dal mio uff di Pasche? C'è? C'è diseso, frus? Che io pensais che Vigli si sedimetto dentro dall'uff di cioccolate per diventare una mia sorpresa di Pasche? Va bene. Ovvio darai di pensarlo anche io. Mamma, fruz. Buone Pasche a altris e ai vostri fameis. Mandi, fruz. C'è molto staiso. Io, benon. Come che le giornate sono un po' più cliputis, mi plastant sta di fura che là c'è che la natura non sa dato. Mi plastant che là gli rosutis, gli arbui, o gli uccelus
che attacchi a svoletà contenti. E poi mi immagini storie di fantasie, avventure tra fueis e butui dai arbui con insetti avventurosi che scombattono drags fatti di pomis. E poi so anche io dentro le storie che sono un supereroe. Yeah! Mandi Daria, quando sto furta al giardino, ho giù col gnocchi a nud Benji. Insieme ho scombattin quintri di fueis fatti di glace. Ogni tanto voi anche in tal park di une ville cadoglie che l'è grandono no. Maman Edoardo. Mandi Edoardo, c'è bien i giux che fases tu e il tocchian Benji. Sei proprio bravo nons. Sì, e è proprio vero che in Friul ho vintanti questi con parks grandonons. Per esempio, ho vinto i parks di Ville Manin, dal Chistiel di Strassolt, di Ville Chiozza a Ciarvignan, de Badie di Rosacis, il Giardin des Rosis di Dartigna e poi il park dal Chistiel di Spesse, quel dal Palazzo a Temis di Gurizze, o anche quel dal Palazzo Tullio Altan a San Vid dal Tiliment e il Giardin di Palazzo Bellavitis a Sacil. E non son finisca, Ande anche tanti altri te nostre regioni. Nessun di loro è compagni di che l'altri, ma ognuno ha le sue particolarità da urdete storiche che è stato fatto. Unedì, o può dare in là, vi ho dice che sono stati fatti e immaginare stories e avventure insieme. Dentro di labirinti di Cisis, tu la isola Iesude, dentro dei sgrotis, per chiappare un tic di frescut, per platarsi per pensare e polsare. C'è ben che si stacca dentro. Oppure, donde di fontanis con giux di aghe saltarins. C'è bielis robis che fa slaghe. Tai giardins con garofui e arbui con miars di ains per prese anche modi più la natura. C'è profumo. E c'è alto non che tu sei. Dentro di ogni park sono quasi sempre una ville grande o un chistiel dove la cagliere a sta i siors di une volte. I parks des vilis cocchiatin in Friul hanno in tant tempo in daur, quando che i nobi volevano ve il loro puesto per gli oldi dal team liber tal mies de nature e anche per mostrare troppi siors caglieri. Tra i parks più conosciuti è quel di Ville Manin a Passarian, donde di Codroip, che vie pal tempo è cambiato un'evore da ur dal sior che viveva te ville. Sì, ogni nobile faceva qualche modifiche e se o chiaminin tal park con qualche dun che non spiega benon la storia del park, o rivarin dal sicuro a fa un salto dentro de storie e de stories di cui l'ha vivuta lì. Anche voi questi questi applasin un grum, per esempio a cui la voi di vivi un sium per une giornate, come nuvic e nuvicis, che con vestis splendorosa fasin fieste per loro amor. Se oves un park di une ville donde di chiese vostre, laita visitalu per poter gli oldi dal vert e de vostre fantasie. Voleso farmi domande su altri argomenti con tante curiosità? O voleso fare une dediche? Mandai a Maman, Caiut Sportel Furlan, Pont EU. Oppure mandai un WhatsApp a 371 472 90
Doi. O le avrai dut in trasmissione. Fasin un gioc. Se so boins di chiatà in 15 seconds lis 5 differentis tra questis dos immagins, prons, via. Lis 5 differentis son te immagini di mandrette al manchie un nul. Une rassute e chiale bande mandrette invece che bande manciampe. Lis palis dal mulin a son gialis e no blanchis. Il cuninut al chiale bande manciampe e no bande mandrette. La piore è ai quars. Tanti sconti sa son magis, culis fadis, culis tris, o cui orcui, o cui gurius. Io li sconti a altris fruts, culis giambis incrosadis, li sorelis ben spicciadis, ben sierade la bocchiute per ascoltare une storiute. Il drag di Udin, une liende furlane, storie di sens di Luigino Peressini, con la collaborazione dagli arlevs de Scuole de Infanzie Mario Andretta di Lignan. Edizions Radio Spazio 103. Une volte, tanti in da a Udin, dula che vuoi a lei il giardin grand, che i disin anche place prindi mai, aliere un lat dula che al stave un drag plen di tristerie, che al divorave la indecitat. In che volte qualchidun con grand spirit arriva a frontalu. Duc quaint a sospirare in di contentece perché che lor nemi si era sfantat, glotut al pantan dal lat. Dopo centenars di anni, gli abitanti di Udin avevano deciduto di costruire un parco sottiere per le loro macchine. Così avevano schiavato una buse grandonone in giardin grand. Più la buse lave sotto, più la terra tremave. Un dì la terra si era sclappata proprio dal mezzo de place e di lì era venuto fuori il drag che tutti accrodevano morto. Il drag si era slanciato rabbioso contro gli oms per mangiarlo come una volte, ma loro lo avevano attaccato con paccaris e camions. Il drag aveva deciduto allora di cambiare aia, svolando via, gli era lata sbatti contro l'agnol dal chistiel di Udin. Il besteon, confusionato, gli era arrivato in place Libertà, ma lì la statua di Ercul, che culì le clame in Florean, lo aveva paccato col suo baston. Allora gli era svolato via, arrivando fino al mare. Così aveva scovirgiute lagune di Maran un drag marin, l'ultimo restato in tal mare Adriatic. Subito il drag di Udin e quel dal mare erano diventati amici e avevano scominciato a vivere insieme. Vie Paldì a dormivi implatati de loro isolute. Vie Pegnotti invece alavano a gioiare sugli sondis, arrivando fin al miec dal mare. Un egnot di agosto, i due drags avevano veduto sul mare di fronte di Lignan una barchiute con un vecchio pescatore in pericolo. Di fatto, lo seguiva in fugs misterioso che si vede in quanche gli sgnoz son tanti aldis che ti schiaffoin. I due drags erano là subito a aiutare il puer pescatore. Il drag di mar aveva tirato la barca fino a rive, che il di Udin invece aveva fatto quintri ai fugs, che lo avevano involuciato in tune flammate. Dal drag di Udin erano restati dome e vues che erano stati portati de sondis sulla spiaggia. Culì
i vues aierin sprofondats dal savalon, fasinti e va su un fumat neri e pucciolent. Il vecchio peschiador, che aliera sta lì, aveva detto che eschi vues son maledets, l'ignan e la soint son in pericolo. Dome mans di fruttins avaressin potuto chiacche i vues e dome la loro fantasie e vares potuto trasformaiu in alghe di viv, salvant l'ignan de maledizione. Così il vecchio aveva disegnato une mappe per chiattare i vues e le aveva portate ai frutti de scuole de infanzie Mario Andretta di Lignan. I frutti aierin lats in tal pues che aveva mostrato il peschiador e prin di tutto avevano recitato une filastrocchie suggerite dal Vieli. Sante Barbare e San Simon, che nus guardin dal Granton, che nus guardin de saette, Sante Barbare benedette. Po' dopo avevano sghiavato al savalon e proprio quando hanno tocchiato i vues, che aierin diventati subito draguzi di forme differenti che aierin svolati dall'aia. Di quel momento, i drags tornano di spesso a visitare i frutti di Lignan per divertirsi a inventare giochi nuovi sulla riva del mare. Fruits! Come? Altacche ghiti! Se so pronti per divertirsi con i fumetti e le storie di stelle, Bolp, Cocal, Ors, Ghiti, Aquile e Ruie. Con mamma e papà o podes là sul sito di Lengal www.ghiti.it. Uspiete un mondo fatto di cartons animati, videos, giochi interattivi e letture. Art. O hai taccat con l'art. Che bel, Ghiti, a me mi plasone. Se tu velis ti dice che o pensi. Sicuro, ci pensi tu? Ghiti, ma è una tele blanche con un glan parzore. Sicuro, si ha di partire dal facile. Quadri. Polp, che ste volte mi sono impegnata a fare un quadri che ti chiama il flat. Io non vedo l'ora di viodilu. Velu, lo hai chiamato paesaggio di moschi. C'è puce, Ghiti, ma sto prat moschi se pantan par da bon. Talve dite che chiamava il flat. Vigli, hai tu mai pensato di visitare un parco storico dal nostro Friuli? C'è? Volare se studiessi il principe di un chistiel? Ma
basta fammi ridi, figli. Mamma, Fruz. Figli, sto di studiare tu la luz? Sì, va bene di studiare la luz per nostra cià, ma come io non vedo nulla. O varesi di ve alchio però, Chia le cavigli, une chiandele come une volte. Non sai, c'è che i passi taglià, favigli però. E gli è arrivata un'email. Vi dico qui che non scrive. Mandi Daria. La mamma e il papà mi dicono sempre di studiare la luz. Savaresti studiarmi per c'è? Mamma? Katia. Mandi Katia. C'è bien le domande che tu mi hai fatto. Sapeso c'è che us dis, come us puarti in un questo un evore speciale e us fas cognossi qualchidun un evore unico. Vignit con me. Fruz, come us presenti sorelli, Ayar e Aghe. Loro tre sono amici e pueden coventare anche per creare una famiglia unica e importantone, o ben la famiglia delle energie rinnovabili. Di fatto, loro tre sono fonti naturali produciute da nostre terre e non finiscono mai. Con loro si producono energie differenti, so ben con Aghe si produce l'energia idroelettrica che si fa con tanti sgottuti di Aghe. Con Ayar si produce energie eoliche, che arriva proprio da super sofflate di Ayar. Con Sorelli invece si produce energie fotovoltaiche, che arriva proprio dai raiz dal Sorelli. Ma c'è la energia? La energia è la forza che ti covente. Per impiare la televisione e vedi i tuoi cartoni animali preferiti. Per impiare la luce quando è scuro, quando tu giochi sul computer o con la tua console, quando tu dopri il condizionatore o il riscaldamento. Sì, Fruz! Per fare tutti questi robis non scovente energie. Bisogna però stare attenti a non consumare massa energie e a non stracciare quando non covente. Dunque, bisogna sempre di studiare che non doprai splui. C'è? Che il Sorelli non si studierà mai? Sicuro, Fruz. Ma non sempre ho la fortuna di poter doprare fonti di energie che arrivano da natura e che non finiscono come il Sorelli o l'Ayar o l'Aghe. Tanti stiasi adoprano fonti di energie come che arriva dal petrolio o dal gas e che affiniranno. La roba importantone è che la energia è un evore prezioso e non ho venditi le conto, sempre, ogni dì, con le nostre azioni e che le nostre famiglie. Volevo farmi domande su altri argomenti con tante curiosità o volevo fare una dedica? Mandai a Maman Caiut Sportel Furlan Pont EU. Oppure mandai un WhatsApp a 3 7 1 4 7 2 9 0 2 2. O le arai tutto in trasmissione. Fazendo un gioco. Vi ho detto se siete buoni di riconoscere in 5 secondi la ombra dal Sorelli. Pronti? Via!
La ombre dal soreli e gli cheste. E che de gote di aghe, quale ise? Prons? Vie. Vele ca. Cumò in 3 secondi, chiatait la ombre dal nul. Prons? Vie. Vele ca. Le veso indovinade? Bravo nons. Tanti sconti sa son magis, culis fadis, culis tris, o cui orcui, o cui gurius. Io li sconti a altris fruts, culis gambis incrosadis, li sorelis ben spicciadis, ben sierade la bocchiute per ascoltà une storiute. Tiere, progetto di valorizzazione delle lingue furlane indrecciata ai fruits e realizzato con loro. Di sempre i oms si son domandati di dulà che veniva la tiere. I oms che stevin sulis monsa disevin che tutta gli era saltat fur di un uf di falcucci bocognon. Invece ti oms che stevin al mare credevin che la tiere fosse saltata fur di un uf di copasse. Ca in Friul si diceva che proprio arbui, mons, flums e culini si uvevin fas doi giganti, Simeon e Mariane. Invece la storia vera de tiere scomincia dal nue. Al principio non li era nue, scur tam che un gnoccia in celune, cidin tam che tal miec dal desert, e poi dopo... Bang! All'inizio la tiere e era tutta di fug. Non erin ni oms ni animai, era dome fug. Fug di vulcans, tut un bulì e s'avvoltassi di lave solfarose che ebulive e falistiave. Tut che il fumo l'ha emplati il cil di noi e l'ha scominciata a plovi. A plovi parains, secui, così tanto che la tiere si è emplade di aghe. L'aghe è tanto che une misture magiche, perché proprio dentro te aghe e può snarsi la vite. E un dia le succedut, plank a plank, la tiere e ha scominciata a emplassi di alighis, di plantis, di bestis e di oms. Ma gli oms, dome dopo, dopo. La tiere ven di lontan dal timp, e gli vecchie di milioni di eins e va tignude di cont tam che une none. Fruits, cumò, alta che ghiti! Se soprons par divertissi cui fumez e li stories di stele, bolp, cocal, ors, ghiti, aquile e ruie. Con mamma e papà o podes là sul sito di Lengal www.ghiti.it. Uspiete un mondo fatto di cartons animati, videos, giochi interattivi e letture. Stracche. Buondì, Ghiti. Buondì, Stelle. Io ci so sedarie, perché sei tu così stracche? O doar poc di dos njosinka,
Osa romper fortón. Roncea. Gitti, o hai di domandati scuse? Parvia? O dormivi pacific, ma mi sono svegliato di besol, perché roncei basse a fuart. Vigli, c'è ti plasaresti aliesi? C'è? Il sorelli? Il sorelli pariesi grand, luminoso e plen di energie. O fas un tic di fatture, immaginati con tante energie, so hai di diti la verità, vedi? E altri sfruts, si immaginaiso di essi in bande dal sorelli, dall'aiar e de aghe. Vigli? E tu? C'è robe strambe. Mamma. Vigli, dai, muoviti, o vendi fa un'escursione dal Tiliment, il nostro grand flum salvati. Oh, con queste storie de pore de aghe, o vendi fa un'escursione, Miguel Bain. Fruz, vegniso altri con me? Sì, allora, veso tut, giacchette, ombrene, chiappiel e russac. Veso tut, allora, anin. Mi è arrivata un'email, vi ho detto qui che non scrivo. Mandi Daria, c'è mai il Tiliment isal un flum salvadi? Gracis, mamman, Anute. Mandi Anute, c'è bien le domande che tu mi hai fatto. C'è disis tu se o provin a domandarlo proprio a lui? Ven con me. Il flum Tiliment è l'ultimo flum salvadi di tutta l'Europa. Sì, salvadi perché al cor liber in tal soiet originale. Di fatto l'uomo non l'ha fatto masse cambiamenti in tal soiet, così come al continuo a cori. Che lei c'è maravè. Il Tiliment è un flum c'è tanto lungo, 170 km. Pensate che al passo tutto il Friuli. Al nas sunt un pass in alt tra gli smons, che si chiama Maurie. Di lungo dal suo percorso, che di Riul Piccinino diventa un flum grandonon, agliate altri flums che sono i suoi affluenzi e che si buttano dentro di lui. I suoi affluenzi sono il Dean, la But, il Lumier e la Fele. Al passe tra gli Alps Chiarnielis e gli Dolomitis Furlanis, quando al passe tra gli Mons
velo che si slarghe in tune plane di claps. Biel plank arriva fin in te basse, al passe tisane, par finì il suo percorso tra Lignan e Bibion, tal mar Adriatic. Tal suo percorso lungo, il tiliment talchiate plantis, animai, terrens un'evore differenze. E questa diversità naturale gli par da bon un grand tesauro de nestretiere. Frus, sapeso che il flum tiliment si dopre anche per indicare zone geografiche. Sicuro, si dopre di cada laghe per indicare la parte a manciampe dal flum tiliment, dunque la zona li calè anche udin. Oppure si dopre di là da laghe per indicare la parte a mandrete dal flum tiliment, dunque la zona di Pordenone. Frus e altris, savaresi so a dimi, dice bande dal flum tiliment, che o se sa sta? Voleso farmi domandis su altri argomenti con vestante curiosità, o voleso fa une dediche. Mandait a Maman, Caiut Sportel Furlan, Pont e U. Oppure mandait un WhatsApp a 3 7 1 4 7 2 9 0 2 2. O le arai dut in trasmissione. Me cusine e iebette, ie nessun iebette, ie e ul cognossi dut, e cirgnovis da pardut. Per ascoltare io sono pronte, cui sa uece che non sconte. Mandi a ducchio soi bette, a me nessun me pette. Mandi frus. Ue, o hai pensato di prontare un baston speciale? O ben, il baston de ploe, lo veso mai veduto. Di poco hai saputo che il Friul e la regione italiana la calplub di plui. Come ca in Inghilterra. Ma ora restando di sentire mut che suone la ploe furlane. Volevo farlo con me che sbaston? Allora, non scoventi. Un tubi di carton lung come quel di un rodul di chiarte di cucine. Ris. Curdele adesive di chiarte. Fuarpis con la ponte taronde. Chiarte stagnole. Un cartoncin. Penarei. Lapis. Cole. Poi il tubi sul cartoncin e fasin 2 voltis la so sacume. Così. Poi dopo ta inglis e tachin une ai fin dal tubi con la curdele adesive o con la cole. Chiolin la chiarte stagnole e tain un toc lungo, un tic di plui dal nestri tubi. Involucin lu così e mettin lu dentro dal tubi. E come emplin il tubi col ris. Senza il rumor che al fa scumò il tubi ti plas. E poi si era il tubi con che altre sacume di cartoncin. E io ora di pittura il tubi. Io pensi che disegnerai c'è tanti curisins.
c'è maravè, la musica de ploe, no, mo fruz. Oh. Questa mi fa proprio pensare alla ploe dal Friul. Mandi frus, mandi di bete, ni, su, me bete. Fruz, come al tacche ghiti. Se soprons par divertirsi coi fumets e li stories di stelle, bolp, cocal, ors, ghiti, aquile e ruie. Con mamma e papà o podes là sul sito di Lengal www.ghiti.it. Uspiete un mondo fatto di cartons animati, videos, giochi interattivi e letture. Bussole. A scuola mi hanno insegnato a adoprare la bussole. C'è bello, così non tu ti perdi splui. E giuste, come ho conosciuto tutti i ponti cardinali. Brave Stelle, anche Orsa al disco l'ha imparato. Non mi so mai Odin. Al mar. Bia dell'ore alle tornate il chialt e io so seneosa di fare il bagno. Anche io, c'è bello. O hai sempre voluto fare il bagno a Lignan? Allora, Anin. E qui al disi alla aquile che une volpe e un'orsa anche di là al mar. Vigli, oh, se tu sapessi c'è bel giro che hai fatto con i miei amici di chiesa. Ho fatto un'escursione dal Flumtiliment. Sì. Pensa che al cor par 170 chilometri, sale un evore lungo e al passè proprio tutto il Friuli. Ah, un'altra roba, pensa che è l'unico flum salvati di tutta l'Europa. Sicuro. Ah. Sì, vedi, anche tu sei unico. Il gatto più unico di tutto il Friuli. Mamma Fruz. Ieri va della giornata, Vasarin un'eridate, con bravura io t'aldis, la mia tu parenti amis, tutti insieme in te chiasute, ascoltarin une storiute, conti giù se mostri, ogni di si fa così, tutto il miedo gran furlan,